Ad un mese dall'uccisione di Patrizia Russo, una messa è stata celebrata in sua memoria, scoperta anche una panchina rossa dedicata a lei e a tutte le vittime di violenza. Stamani convegno allo Spazio Temenos sui femminicidi, dal tema Ti amo da morire. Il Comune di Agrigento finanzia una struttura per un centro antiviolenza grazie ai fondi del PNRR per un bene confiscato nel 2009. Una bambina di Favara, Bianca Pullara, testimone nazionale per uno spot promozionale sull'AIL, l'associazione contro le leucemie. Una vasta operazione condotta dalle forze dell'ordine contro la pirateria televisiva e lo streaming illegale. Aprirà il prossimo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, il presepe del centro storico. Vi proponiamo un nostro anteprima. Manifestazione a Palermo per dire no alla costruzione degli inceneritori in Sicilia. Primo allenamento oggi del nuovo allenatore dell'Akragas Favarin, voluto dai nuovi soci. Finisce con un pareggio lo scontro tra il Camarat e il Gemini. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 28 novembre giovedì. Ieri sera al quartiere di San Girolamo una santa messa officiata da Don Sergio Bonvissuto e la scopertura della panchina rossa dedicata a Patrizia Russo a un mese dalla sua scomparsa e a tutte le donne vittime di violenza. Il servizio. Ieri sera nel quartiere di San Girolamo una santa messa officiata da Don Sergio Bonvissuto, quindi la scopertura della panchina rossa dedicata a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. L'iniziativa è stata condotta dalla nostra giornalista Margherita Trupiano, che ha parlato di un caso diverso che configura ancora una nuova forma di violenza. Il sindaco Francesco Miccichè ha poi rimosso il drappo rosso tra la commozione della folla presente e del comitato organizzatore con in testa Mario Gallo. Don Sergio, oggi il 30° di Patrizia qui presso la chiesa alla Badiola, ecco, lei ha voluto ricordarla nella sua omelia e anche la scopertura di una panchina rossa proprio affinché chi passa da questa strada si ricordi e non dimentica eventuali mali che può fare. Sì, è vero, il ricordo di Patrizia è sempre vivo nel cuore di questa comunità parrocchiale e come dicevo nella messa anche nella città. Proprio questo ricordo si vuole concretizzare appunto con questa panchina che abbiamo deciso di inaugurare e di mettere alla vista dei passanti, perché vuole essere uno sprone, vuole suscitare una riflessione per chi ahimè perpetra la violenza in tutte le sue forme nelle case a discapito soprattutto dei più deboli, quindi la donna, i bambini, perché dicevo la violenza e il femminicidio, sì è vero, non è soltanto accanirsi contro la moglie, la fidanzata, la donna in genere, ma ci sono tanti tipi di violenza in famiglia che sappiamo che sono all'ordine del giorno, no? Ecco, e allora diventa veramente uno sprone e noi speriamo che chi passa possa riflettere, possa veramente riguardirsi da Patrizia era conosciuta in questo quartiere? Sì, era molto conosciuta. Abbiamo fatto la fiaccolata, mi ricordo ancora quanta gente era presente, proprio perché la mamma da ragazza abitava qui proprio in queste viuzze del centro storico, era molto conosciuta, sì, e molto stimata anche per la sua allegria. Quindi un gesto bello questo che la parrocchia sta facendo. Sì. Ci auguriamo, ma del resto ci accodiamo a tanti altri gesti che in tutta Italia, in tutto il mondo fanno, no?
e noi vogliamo dare appunto questa sottolineatura cristiana, no? E ci rivolgiamo soprattutto a chi professa la fede, a chi si dice cristiano, che non si può essere cristiani, discepoli di Cristo, cattolici, chiamiamoli come vogliamo, se poi nella vita c'è questa incoerenza con la fede che si professa in Chiesa, no? Ringrazio invece per quello che hai detto, per le considerazioni, anche perché il femminicidio purtroppo, siamo nel 2024, ma se ne parla quasi quotidianamente, quindi questa è una piaga sociale. Io ringrazio comunque la comunità, quella di San Girolamo, per la sensibilità, perché è la memoria quella che è importante. Non si deve dimenticare assolutamente l'episodio che è successo, l'episodio come Patrizia anche di tantissime altre donne, quindi la memoria è fondamentale affinché chi viene dopo di noi possa ricordare e possa capire in effetti quali sono i disagi sociali e, come tu hai evidenziato, si trovano in ogni famiglia, che sia anche da monito, che sia anche da sprone per chi purtroppo subisce queste violenze e spesso non riesce anche a esternarle. Bisogna cogliere anche quei piccoli particolari, quelle piccole avvisaglie. Io parlo anche da medico, che spesso magari noi non siamo interpellati, non siamo coinvolti in qualcosa che potrebbe anche far prevenire poi la tragedia, come poi spesso è successo. Mi fermo qui, ringrazio il parroco, ringrazio veramente tutta la città di Agrigento e anch'io ho qualcosa in programma, non lo voglio dire ora perché è una sorpresa, ho riservato per Patrizia. Grazie. Ti amo da morire, è stato questo il tema dell'incontro che si è svolto oggi allo spazio Temenos di Agrigento, dove si è discusso di violenza alle donne, che ha visto tra gli organizzatori il Liceo Leonardo di Agrigento, l'ente attuatore, la cooperativa Nuova Generazione e il Lions Club. Il Liceo Leonardo oggi impegnato in questo progetto Ti amo da morire insieme all'associazione Nuova Generazione, il Lions Club. Sì, per noi questo rappresenta l'ultimo di un ciclo di incontri che abbiamo dedicato per tutto il mese di novembre, partendo ovviamente dal riferimento alla giornata del 25 novembre al tema della violenza sulle donne. Abbiamo riflettuto con varie personalità, abbiamo dato ai ragazzi l'opportunità di confrontarsi su un tema così importante. Oggi concludiamo aprendoci al territorio. Ci apriamo al territorio perché crediamo che innanzitutto la collaborazione con le istituzioni anche nell'ambito della trattazione di questo tema sia fondamentale, perché la differenziazione delle voci produce comunque valore aggiunto e quindi è giusto che i ragazzi ascoltino più attori istituzionali. Ma poi la peculiarità di questo incontro di oggi è che i nostri ragazzi attraverso il teatro esprimeranno le loro riflessioni sul tema. Il teatro quindi diventa spazio sociale, spazio di comunicazione, spazio attraverso cui veicolare un messaggio importante come quello della violenza sulle donne. Quindi scuola, teatro, istituzioni per combattere la violenza sulle donne. Oggi siamo qui per un incontro organizzato dall'ente attuatore Cooperativa Sociale Nuova Generazione, una cooperativa che opera nel sociale del 1982 e che si occupa di servizi alla persona. Oggi questo evento si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di diversi altri soggetti, tra questi abbiamo l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento con la presenza del dottore Papa, con il Liceo Scientifico Leonardo e la dottoressa dirigente Patrizia Pilato, con il Club Lions Osso di Termini Imerese, oggi qui presente il presidente il dottore Fabio Lobono, e con il Club Lions Osso di Agrigento la dottoressa Nancy Arena. La cooperativa Nuova Generazione ha anche invitato, in quanto è sottoscrittrice anche del protocollo Helios con la questura di Agrigento, quindi a momenti arriverà anche il vicequestore, la dottoressa Giusinter Donato. È un progetto a più mani, è una rete che si è creata in questi mesi, che ha visto anche l'inizio di un programma per uomini autori di violenza. È una voce quasi fuori dal coro, ma noi, dopo aver lavorato per tantissimi anni con le donne, perché siamo anche gestori
gestori di comunità per donne vittime di abuso, di indirizzo segreto e di centri antiviolenza abbiamo capito che era un problema maschile ed è un problema maschile e quindi bisognava iniziare a lavorare con gli uomini. Sono dei programmi dove loro iniziano questo percorso per la durata di 12 mesi e sono dei gruppi che si fanno psicoeducativi. Oggi presente a questa iniziativa per evidenziare anche il ruolo importante della questura. Sì, è un momento questo, come tanti altri, stiamo affrontando proprio in questi giorni in occasione delle giornate dedicate alla violenza contro le donne. Il nostro impegno è sicuramente 365 giorni l'anno, non solo in questi giorni. La questura è sicuramente la Polizia di Stato e quindi anche la questura vicina alle donne che subiscono delle violenze, che subiscono dei maltrattamenti, atti persecutori. E noi diciamo sempre di stare attenti, di prendere consapevolezza di quelli che sono le cause strutturali e del fenomeno della violenza contro le donne e soprattutto di intervenire nella prevenzione. Nella cultura del rispetto è quello che dobbiamo sensibilizzare e iniziamo dalle giovani generazioni come stiamo facendo proprio in questa giornata. Quindi un invito a denunciare che spesso viene celato. Abbiamo visto anche il caso di ieri a Lentini del papà che faceva violenza alla moglie in presenza anche dei figli. Assolutamente sì, ogni qualvolta ci troviamo dinanzi a un caso che non necessariamente deve evolversi in un fatto reato, ma già quando abbiamo dei segnali di allarmi che ci portano a dubitare o comunque ad avere dei timori, dobbiamo immediatamente fare le segnalazioni alle forze di polizia, quindi la Polizia di Stato è presente sul territorio e interviene immediatamente, basta fare un numero 112 ma anche chiamare un numero antiviolenza. Esiste tra l'altro un'app che la Polizia di Stato ha e che chiunque può scaricare sul proprio dispositivo, che è l'app YouPol, che consente di segnalare anche e non solo anche fatti di violenza domestica. Oggi voi intervenite in questa interessante iniziativa dove si parla di ancora violenza verso le donne, purtroppo. Sì, non è mai troppo parlare di violenza contro le donne, soprattutto in quest'ultimo periodo dove c'è una recrudescenza dei reati e soprattutto occorre fare tra le varie azioni non solo di repressione ma soprattutto fare prevenzione. Oggi qui fortunatamente siamo con tanti giovani, loro sono coloro che devono costruire la società del futuro, quindi una cultura della non violenza. È chiaro che come ufficio di esecuzione penale esterna anche noi dobbiamo contribuire perché non soltanto contrastare e quindi rieducare gli autori dei reati contro le donne, ma anche e soprattutto fare prevenzione. Qual è la situazione velocemente nella nostra provincia? La provincia, noi abbiamo diversi autori che chiamiamo maltrattanti, cioè sono uomini autori di violenza. Cerchiamo attraverso delle azioni mirate, i progetti che sono facenti parte di una rete più ampia regionale, creiamo dei gruppi per educare i soggetti che durante la pena possono avere anche l'occasione di riflettere sul proprio comportamento e avere uno spazio anche con dei professionisti per cercare di cambiare. Assessore, il saluto della città di Agrigento portato da lei? Più che il saluto, la partecipazione, la sensibilità della città di Agrigento portata da me. Una città di Agrigento e le scuole dell'Agrigentino che stanno rispondendo benissimo alle iniziative che si stanno svolgendo questa settimana, che sono sentore di una maggiore sensibilità nei confronti della società, nei confronti del problema del femminicidio. Purtroppo un problema troppo attuale, troppe volte, troppi giorni alla televisione si parla di femminicidio. È necessario sensibilizzare i nostri ragazzi che sono non solo il presente ma anche il futuro della nostra società. Quindi benvengano queste iniziative, lì dove sarà necessario le istituzioni tutte, non solo il Comune, saranno presenti a fare rete per fornire un supporto e un sostegno alle donne che ne avranno di bisogno.
Un centro antiviolenza e di ospitalità di emergenza sorgerà presso ad Agrigento in un immobile confiscato nel 2009 grazie a un finanziamento previsto dal PNRR di circa 1 milione di euro. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici di Agrigento Gerlando Principato. Il servizio. Il Comune di Agrigento segna un altro traguardo fondamentale per la promozione della legalità e il rilancio economico del territorio, l'aggiudicazione e la consegna dei lavori per la valorizzazione di un immobile confiscato finanziato nell'ambito del PNRR rappresenta un passo significativo in questa direzione. Così quanto sottolineato dall'assessore Gerlando Principato, l'affidamento dei lavori di un progetto approvato da pochi mesi in linea tecnica dal RUP Vincenzo Galletto, in linea amministrativa dalla Giunta Comunale, trasformerà un immobile confiscato nel 2009, situato ad Agrigento, in un centro antiviolenza e una struttura di ospitalità di emergenza. Il progetto è denominato Non ti lasciamo sola. Prevede un finanziamento di 999.380 euro finanziato attraverso il PNRR, inclusione sociale componente 3, interventi speciali per la coesione territoriale, candidato dall'ex assessore Lala e coordinato dall'assessorato ai lavori pubblici Principato. Il progetto mira alla riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, restituendo alla collettività uno spazio dedicato alle attività sociali. Il nuovo centro antiviolenza offrirà supporto psicologico, legale e assistenziale, mentre la residenza emergenziale sarà a disposizione di chi necessita di allontanarsi temporaneamente da situazioni di pericolo. Il finanziamento del PNRR coprirà tutte le spese per la ristrutturazione dell'immobile, l'adeguamento funzionale, la messa in sicurezza, l'allestimento degli spazi. L'edificio di circa 400 metri quadrati, situati all'interno di una struttura di 5 piani, diventerà presto un punto di riferimento per il supporto alle vittime di violenza, trasformando un bene in stato di abbandono in un simbolo di speranza e di rinascita. Questo progetto, conclude l'assessore Principato, dimostra come la lotta alla criminalità organizzata possa diventare un potente motore di sviluppo, contribuendo al benessere e alla sicurezza del territorio, rappresentando un esempio concreto di riscatto sociale ed economico per Agrigento e l'intero territorio. È una bambina di Favara, si chiama Bianca Pullara, la protagonista del video promozionale dell'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, per la campagna natalizia di sostegno alla ricerca scientifica. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. E la piccola Bianca Pullara, la bambina protagonista del video promozionale che AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, lancia ogni anno per la campagna natalizia di sostegno alla ricerca scientifica per le malattie dovute al tumore del sangue. 7 anni, alunna della prima classe nella scuola primaria, Bianca è figlia dei favaresi Giuseppe Pullara e Viviana Manganella, che vivono da tempo a Varese. È stata scelta tra le tante bambine che nelle scorse settimane hanno partecipato al casting che si è tenuto a Monza, dove appunto si doveva scegliere la bambina protagonista del video Segui la Stella. L'iniziativa Stelle di Natale di AIL è in programma il 6, 7 e 8 dicembre in 4.800 piazze italiane. Uno storico appuntamento con la solidarietà promosso dall'associazione che da 55 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Bianca Pullara è diventata così la protagonista dello spot, una bambina che da sola, con passo svelto e deciso, attraversa le stradine della sua città come se fosse una grande avventura. Ha le sue monetine e il suo sogno da realizzare e lo porta a termine scegliendo la stella di Natale più grande che può e permettendo a quel ragazzo di guardare lontano. È stata un'emozione unica vedere la mia piccola Bianca protagonista del video, ci dice con commozione il nonno Rosario Manganella, già sindaco di Favara, soprattutto in relazione al fatto che si tratta di una campagna di sensibilizzazione per la ricerca e l'assistenza in favore dei malati oncologici. Il video è on air dal 22 novembre sui principali network televisivi, canali digitali, stampa, radio e affissione in diversi formati. Don't close your eyes, love.
Just 'cause the day is done, let's wait together for the warmest light to hold us. Hush, little one, don't cry. The moon is singing you a lullaby. In your dreams you'll soar and fly. Hold on, 'cause we'll always be waiting. Follow the star to know the way and to believe in a brand new day. Follow your heart, put in the hope. There's a whole world for you to love. The wind may keep on blowing, so hold on very tight. So hold on. Chi segue la stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano, perché sostiene la ricerca e la cura dei tumori del sangue. Il 6, 7 e 8 dicembre ti aspettiamo in tutte le piazze d'Italia. Scopri dove trovare le stelle su AIL.it. Operazione della Polizia di Stato contro lo streaming illegale, smantellata la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva, il servizio dei colleghi di Palermo. La polizia ha eseguito la più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva condotta in Italia e in Europa. Oltre 270 operatori della Postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia nei confronti di 102 persone. Nel medesimo contesto la polizia croata ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati. Con l'operazione coordinata dalla Procura di Catania è stata smantellata la più vasta organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva, che si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali. Aprirà le porte al pubblico il prossimo 8 dicembre, festa dell'Immacolata, il tradizionale e storico presepe del centro alla Badiola. Noi lo abbiamo visitato in anteprima. Mario, un'anteprima di questo presepe che si inaugurerà quando? Ecco, facciamo questa anteprima per TV. Benissimo, allora intanto lo apriamo il giorno 8 al passaggio dell'Immacolata come tutti gli anni, quindi lo inauguriamo. Poi dal 16 in poi fino al 24 ci saranno le novene con degustazione di ricotta, minestrone, li troverete ogni sera gratuitamente, perché le cose ce le regalano e noi abbiamo il piacere di offrirle alla città, perché questo presepe non è il presepe del quartiere, è il presepe del centro storico, quindi della vecchia Girgente e quindi della città di Agrigento, quindi non appartiene a noi. Di conseguenza noi vi aspettiamo, tutta la città, a venire a gustare con noi le vecchie ricette della vecchia Girgente, del respirare l'aria di una volta, ma quello che noi desideriamo è che prepariamo queste cose e voi venite qua a gustarle assieme a noi e a passare delle belle serate assieme a noi. Un impegno che presume un certo lavoro, no? Sì, è un impegno che ogni anno ci fa lavorare, ci fa preparare tutto da 2-3 mesi prima, e come tutti gli anni l'amministrazione ci dà sempre una mano d'aiuto. Quest'anno in special modo il sindaco Miccichè sta facendo un po' di più degli altri sindaci e per questo noi lo ringraziamo assieme al quartiere ma assieme alla città, perché non è nostro sto presepe. Questo presepe l'abbiamo fatto per la città, per venire a passare le loro vacanze natalizie qua nel nostro quartiere con un'accoglienza calorosa. Sindaco, queste parole le fanno piacere sicuramente. Certo, mi fanno piacere, mi emozionano. Io devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno realizzato questa meravigliosa opera. È un presepe ma che rappresenta anche tantissimi palazzi della nostra città, è una Agrigento in miniatura, peraltro vedo che è molto curata e quindi può essere anche un punto di riferimento turistico, specialmente nelle festività natalizie. Lo metteremo in un circuito che stiamo organizzando proprio per
per i giorni di Natale e di Capodanno. Cerchiamo anche di valorizzare l'intera via, e ci saranno anche le novene, e ripeto, i miei complimenti vanno a tutti coloro che con arte, perché qua c'è, e anche le scuole che hanno contribuito alla realizzazione di quanto voi vedete alle mie spalle. Sì, io invito pure i presidi, i direttori delle scuole elementari che ci contattino per venire qua. Il mio numero di cellulare è facile trovarlo, trovate anche su Facebook, nella mia pagina Facebook di Mario Gallo, quindi se mi contattate io sarò felice di aprirvi di giorno a farvi vedere le presepe per le scuole. Poi se la sera i bambini vorranno venire con i loro genitori saremo qua ad aspettarli veramente con piacere. Continuano le indagini degli inquirenti sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Tra le chiavi sequestrate ad Andrea Bonafede, uomo di fiducia del boss già condannato, a cui prestava anche la sua identità, che apre un box di Mazzara del Vallo e ora anche un lucchetto che dà l'accesso a un terreno a Campobello di Mazzara. Lunga ed intricata la latitanza dell'ormai defunto boss Matteo Messina Denaro, che continua però a svelare enigmi e connessioni sorprendenti, tra questi per esempio il caso di una chiave sequestrata da Andrea Bonafede, classe 1969, già condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato. Bonafede, noto per aver fornito supporto logistico al superboss, aveva facilitato l'accesso alle ricette mediche durante la fase più delicata della latitanza del mafioso. La chiave in questione inizialmente sembrava collegata ad un box di Mazzara del Vallo, luogo dove Messina Denaro si incontrava con Lorena Lancieri, condannata invece a 13 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Questo box, che gli inquirenti ritengono fosse una sorta di alcova per il boss e la sua amante, era già al centro di una rete di indagini. Ma i misteri non finiscono qui. Durante le verifiche si è infatti scoperto che la stessa chiave apre anche il catenaccio di un cancello che conduce ad un terreno in Campobello di Mazzara, proprietà dello stesso Bonafede. La coincidenza è sorprendente. Quante probabilità ci sono infatti che una chiave possa sbloccare serrature così diverse? Questo dettaglio ha alimentato ulteriori interrogativi sull'effettiva destinazione della chiave sulla rete di connessioni di Bonafede con la latitanza dello stesso boss. Andrea Bonafede, ex dipendente comunale di Campobello al momento dell'arresto, era in possesso di circa 60 chiavi, molte delle quali restituite poiché legate a locali dell'amministrazione. Tuttavia, una parte è rimasta sotto esame del ROS su mandato del procuratore aggiunto Paolo Guido per verificare possibili implicazioni legate ai nascondigli, ma soprattutto ai movimenti del boss mafioso. Durante l'udienza in Corte d'Appello per il processo a Bonafede, il sostituto procuratore generale Carlo Marzella ha deciso di rinunciare all'utilizzo della chiave come prova, poiché gli accertamenti successivi non hanno confermato l'esclusivo legame tra la chiave stessa, il box di Mazzara e il complicato ruolo del condannato. La chiave rappresenta un ulteriore tassello nel vorticoso mosaico dell'indagine su Matteo Messina Denaro, come il caso della pistola con la matricola identica a quella di un carabiniere o la rete di favoreggiatori che ha consentito al superboss di rimanere nascosto per quasi 30 anni. Anche questo dettaglio sottolinea la complessità del sistema di protezione che circondava quell'uomo. Si svolgerà domenica 1 dicembre a Canicattì, presso la Sala Veca in via Pirandello, un incontro di formazione politica dal tema Ripartire dagli ultimi per una politica popolare. L'evento è organizzato dalla sezione locale della Democrazia Cristiana, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Totò Cuffaro, del parlamentare regionale Carmelo Pace, il saluto di Vincenzo Asti, segretario del partito di Canicattì, di Angelo Infurna, coordinatore, di Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, di Antonella Vita, segretario provinciale, e del professor Enzo Di Natali e di Maurizio Bonomo.
Linea alla regia per la pubblicità. Andiamo ora a Palermo, dove si è svolta una manifestazione per dire no agli inceneritori in Sicilia. I colleghi di Palermo. Perché no agli inceneritori? I motivi sono tanti. Noi andiamo sempre controcorrente. Quanto in Europa si va verso un'altra direzione, noi a distanza di tanti anni pensiamo che la soluzione del problema dei rifiuti siano gli inceneritori. Anziché fare politiche, la Regione Sicilia che possa portare verso il riuso, il riciclo, creando tutti quei presupposti per incentivare questo tipo di smaltimento dei rifiuti, noi pensiamo che la soluzione sia quella più breve: bruciamo tutto e risolviamo il problema. Io ritengo che questa sia la maniera più sbagliata che ci possa essere, invece bisogna fare delle politiche per incentivare la creazione dei centri comunali di raccolta, per poter fare in modo che gli ingombranti vengano selezionati e possa essere riutilizzato il materiale. Educare i cittadini perché i cittadini possano adottare delle politiche che pensano non alla cosa più sbrigativa, buttiamo tutto e compriamo il nuovo, ma facciamo riparare e riutilizziamo quello che abbiamo. Dobbiamo incentivare anche attraverso della premialità o delle tasse puntuali quello che è lo smaltimento dei rifiuti. Chi naturalmente produce più rifiuti paga più rifiuti, chi invece riesce a fare un'ottima raccolta differenziata pagherà meno rifiuti. La politica che noi stiamo adottando anche nel nostro comune è questo. È una scelta sbagliata ambientalmente, tecnologicamente ed economicamente. Noi pensiamo che per risolvere il problema di gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia bisogna puntare su altre tipologie di impianti e soprattutto sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata nelle nostre città, applicando la tariffa puntuale, riducendo la produzione di rifiuti e implementando il sistema di raccolta porta a porta con i centri comunali di raccolta, con i centri di riutilizzo. Gli inceneritori sono superati dal punto di vista ambientale e dal punto di vista tecnologico. Il Forum dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni aderisce, partecipa e promuove questa protesta, la costituzione della rete contro i 2 inceneritori voluti dal governo Schifani, che rappresentano ovviamente un enorme passo indietro rispetto alle politiche di economia circolare, rispetto alla salvaguardia della salute, rispetto alla possibilità di costruire impianti che riciclino le materie prime e seconde, di vicinanza, impianti pubblici, perché dobbiamo smetterla di consentire che sui servizi pubblici locali si faccia profitto e siano occasioni di grossi guadagni per alcune grosse imprese, ma che continuino a costituire un aumento dei costi in tariffa per i cittadini. Nel 2024, quasi 2025, leggere che il governo vuole installare dei inceneritori in Sicilia è una prassi quasi medievale e antistorica, quando la stessa spazzatura può essere utilizzata come una forma rinnovabile e riciclabile. E Michele Santoro, noto giornalista della RAI, depone alla Commissione Nazionale Antimafia la ragione per cui sono qui e che sono preoccupato di ciò che potrebbe accadere a Maurizio Avola, ex killer di Cosa Nostra e ora diventato collaboratore di giustizia. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. La ragione vera per cui sono qui è che sono molto preoccupato di ciò che potrebbe accadere a Maurizio Avola, che da 5 anni conduce una vita irreprensibile. Non vuole certo cancellare gli orrori da lui commessi. È il primo, in assoluto, che ha raccontato di aver preso parte alla strage di via D'Amelio, ad aver fornito una accurata descrizione della composizione del comando e di come si sono svolte le cose. Afferma di aver confezionato personalmente l'autobomba, mettere sottosopra la vita di Maurizio Avola, rendere pubblici tutti i luoghi dove conduce la sua nuova esistenza senza tutela, fotografare la casa dove abita allarmando il condominio e includendo le foto nel fascicolo consultabile da tutti, interrogare i proprietari che faticheranno a rinnovargli il contratto di fitto, recarsi sul luogo dove lavora generando allarme, per me è inaccettabile. Sono qui per dire che se accade qualcosa a Maurizio Avola sappiamo contro chi rivolgere il dito. Ma perché Avola viene trattato così? Perché ha detto che lo sconosciuto che afferma di aver appena intravisto
di aver appena intravisto nel garage dove aveva portato la macchina rubata, con la quale è stata costruita l'autobomba per via D'Amelio, un catanese. Il giudice delle indagini preliminari, non io, sottolinea come Avola abbia fornito un racconto in prima persona su via D'Amelio e in precedenza si era accusato di 50 omicidi sui quali non esistevano prove prima che lui ne parlasse. Non è stato mai condannato per calunnia. Come si fa a giudicare inattendibile questo collaboratore di giustizia? Bisognava accertare i fatti e invece si è scelto di demolire l'attendibilità del collaboratore di giustizia fino a negare la partecipazione dei catanesi al disegno stragista. Strappato il manifesto e imbrattata la targa, a poche ore dalla cerimonia in ricordo in memoria di Biagio Siciliano e di Giuditta Milella, gli studenti travolti e uccisi 39 anni fa alla fermata dell'autobus in Viale della Libertà dall'auto di scorta dei giudici Borsellino e Guarnotta, da Palermo. Ecco, un episodio che apre tanti dubbi. E che ha creato davvero tanta amarezza. A un giorno, ecco, del ricordo di Biagio e Giuditta, con il manifesto che li raccontava, no, coi loro volti, è doloroso che questo manifesto sia stato deturpato, distrutto e che anche la targa sia stata in qualche modo imbrattata. Apre molti dubbi sulla città, sulla sicurezza della città. Il dubbio che però mi assilla da 24 ore è perché. Per quale ragione questa città dimentica da un lato le storie più importanti, no, che la riguardano e dall'altro poi si prende la briga in qualche modo la notte di distruggere quanto di bello con le nuove generazioni stiamo cercando di portare avanti e di creare. Molta amarezza, perché un luogo della memoria non si può fare quello che è avvenuto l'altra notte. È una cosa indegna di una città che è stata violenta e violentata dalla mafia, ma noi reagiremo perché è corretto che sia così. La memoria non si calpesta, la memoria è qualcosa di importante, non può vincere la mafia rispetto a una società onesta di imprese, lavoratori e cittadini. Tristezza, amarezza, è una città incomprensibile, una città che non vuole che si faccia memoria, che si ricordino i momenti importanti. Le ipotesi sulle responsabilità possono essere le più varie, dai balordi ignoranti e idioti che per passare il tempo vogliono rovinare dei simboli di memoria, a invece qualcuno che ha dichiarato un'altra guerra contro Palermo. La guerra tra chi vuole continuare a ricordare e a fare memoria, soprattutto per due ragazzi innocenti che hanno perso la vita in un modo tragico solo per essere alla fermata dell'autobus uscendo dalla scuola e che sono vittime della violenza di questa città degli anni '80 e dall'altro invece criminali che vogliono che non si faccia memoria e che ogni simbolo di civiltà venga distrutto in questa città. Oltre il manifesto, stamattina ci rendiamo conto che anche la targa è imbrattata. Sì, quindi magari il manifesto strappato da solo avrebbe potuto far pensare a una ragazzi di passaggio che strafatti decidono di strappare tutto quello che gli viene sotto mano, ma l'imbrattamento o addirittura non lo so se hanno spruzzato qualche acido sulla targa di Ottone, credo che significhi qualche cosa di più e di più grave, di più serio. E a Messina ha presentato all'ASPI il progetto Antenne per contrastare il gioco d'azzardo. Vediamo l'intervista dei colleghi di Messina al direttore generale dell'ASPI, Giuseppe Cucci. L'azienda sanitaria provinciale di Messina oggi avvia un'attività importante che non è solo di prevenzione ma anche di presa in carico e di offerta di un servizio sanitario utile e indispensabile. Non dobbiamo dimenticare che la provincia di Messina è un alto tasso, forse il più alto tasso di incidenza per quanto riguarda la dipendenza del gioco d'azzardo. La provincia di Messina quindi si colloca
ai vertici purtroppo in ambito regionale, e ci sono anche dei comuni particolarmente critici che vengono colpiti ancora di più da questa gravissima forma di dipendenza. Noi, oltre ai servizi di salute mentale, ai servizi delle dipendenze patologiche che sono presenti sul territorio, abbiamo voluto implementare un'azione forte che è attraverso l'apertura di 4 punti di ascolto, dove attraverso la presenza di personale qualificato che serve fondamentalmente in un contesto informale a intercettare i bisogni di salute e le richieste di aiuto. Ecco, noi con questo iniziamo un percorso ancora più incisivo per quanto riguarda la lotta alle dipendenze patologiche e in particolare a quella del gioco d'azzardo. Gli 80 anni dello scrittore italo-francese Pascal Schembri, una festa che racconta la sua vita tra l'Italia, la Francia, i libri e tanti amici. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. La casa del libro lo aspetta al suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore. Pascal Schembri, eterno ragazzino, uomo fortunato che è riuscito a realizzare il suo sogno. Tanti libri, tanta arte, tanti amici, in 80 anni di grandi successi e soddisfazioni. E proprio su quest'onda lo scrittore italo-francese ha realizzato 2 grandi feste di compleanno per i suoi magnifici 80, alle quali hanno partecipato parenti, amici ed estimatori dell'intellettuale che gli hanno tributato affetto e stima. Un compleanno e 2 serate, una a Real Monte e l'altra a Roma, in cui Pascal parla, si racconta, si mostra in un video sulla bellissima Scala dei Turchi in cui canta il suo amore per la vita, i suoi luoghi nativi, gli affetti più cari. Poi fa divertire, balla, ripercorre un vissuto pieno e ricco di interessi che si muove tra la Francia e l'Italia. E a Parigi frequenta gli ambienti e i salotti più esclusivi e i posti nei quali l'arte si esprime a 360 gradi. Un muoversi quello di Schembri che gli regala conoscenze straordinarie e personaggi importanti, che conosce a fondo tanto da scriverne libri, ben 56. Sono tutti elementi che hanno caratterizzato Pascal Schembri, che con il suo raffinato piglio francese ha polarizzato l'attenzione degli intervenuti nella festa tenuta al Madison, iniziando da un brindisi di benvenuto, una ricca e gustosa cena, musica, una bella torta con la sua immagine e un commosso scrittore che nell'abbraccio di tutti spegne le candeline. Auguri Pascal ad Maiora. Aspettiamo il prossimo traguardo dell'eterno ragazzino che da Real Monte ha conquistato anche l'affetto della Francia. Ed è per questo che tu ritornerai. Nuovo appuntamento con il teatro alla Posta Vecchia, sabato sera e domenica pomeriggio con Massimiliano Bono e Rosario Terranova con la commedia A me no. Sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 18 al Teatro della Posta Vecchia, imperdibile spettacolo con Rosario Terranova e il piccolo e bravissimo Massimiliano Bono in E a me no. Una divertente storia di amicizia che si sviluppa in maniera comica, scritta e diretta da Giulia Galati. Come sempre, ingresso euro 12 con ridotto euro 10 per under 18 ed over 65. La nostra stagione anche quest'anno vi offre un cartellone ricco di proposte uniche ed originali. Pertanto vi aspettiamo numerosi, perché ricordatevi che la nostra forza siete voi, il nostro pubblico. Grazie. Passiamo ora allo sport. Il nuovo allenatore Favarin ha diretto stamani il suo primo allenamento allo stadio Esseneto. L'esonero di Bonfatto, ha spiegato la società, è avvenuto su esplicita richiesta dei nuovi soci che dovrebbero entrare nella società dell'Agragas.
Ce ne parla il collega Lentini. Sono state confermate tutte le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e riguardanti la società dell'Acragas. Finalmente un comunicato stampa ha messo in chiaro le ultime evoluzioni in casa biancazzurra. Il tecnico Lillo Bonfatto è stato sollevato ufficialmente dall'incarico per la seconda volta consecutiva e al suo posto arriva l'esperto Giancarlo Favarin, toscano di Marina di Pisa, la cui firma dovrebbe avvenire in settimana. La società ha sottolineato che l'esonero di Bonfatto è avvenuto su esplicita indicazione dei nuovi soci. Favarin è un allenatore di grande esperienza, competente e dal grande carisma, che vanta oltre 700 panchine tra Serie D e Serie C. La scorsa stagione ha allenato il Livorno in Serie D. Nella sua lunga carriera ha vinto 6 campionati tra i professionisti con squadre del calibro di Lucchese, Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia. Alla guida della Lucchese nella stagione 2009-2010 ottiene la promozione in Serie C1 e vince anche la Supercoppa di Lega di Serie C, vedendosi poi assegnare la panchina d'oro. Mercoledì scorso il nuovo tecnico biancazzurro ha diretto il suo primo allenamento allo Stadio Seneto, prendendo conoscenza dell'attuale rosa a sua disposizione ed anche in previsione del prossimo impegno di campionato sul campo del capolista Siracusa. Nei prossimi giorni sarà programmata una conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, dell'entrata in società di nuovi soci e del prossimo mercato di riparazione che aprirà appunto in questi primi giorni del mese di dicembre. E la 11ª giornata del campionato di promozione ha visto l'incontro tra due squadre vicine di casa, quella del Camarat contro il Gemini Calcio, che è terminato con un pareggio 1-1. Per il Camarat ha segnato Carioto, Velardi per il Gemini, il servizio della redazione di WeSport. Preservare il vantaggio sul secondo posto e magari tentare la prima fuga solitaria, ed è molto chiara in casa Camarat per l'11ª giornata del girone C di promozione. Sul terreno di gioco del Vito Di Marco i padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione nel tentativo di fermare la rimonta del Giarre. Nell'ultimo turno è stata vittoria netta per 1-4 sul campo del Santa Domenica Vittoria. La squadra invece ospite, il Gemini, si trova a metà classifica ed è reduce dal 3-0 inflitto al San Pietro Calcio. La formazione dei locali vede in Porta Vignone a seguire Noto, Sclafani, Vizzini, Sanè, King, Lupo, Vaccaro, Marchica, Serio e Carioto. Risponde il Gemini con Demiere, Mangiapane, Di Benedetto, Miceli, Collei, Beca, Muratore, Ousu, Scrudato, Lorico e Velardi. Partiamo allora col film del primo tempo, passano 10 minuti, gli ospiti ci provano con un tiro di Scrudato che però non trova la porta. Minuto 15, Carioto appoggia per Vaccaro, va a calciare, blocca l'estremo difensore Demiere. Minuto 44, ancora una chance per il Camarat, punizione di Serio toccata con la mano da Scrudato. Per il direttore di gara però si può proseguire, rimane qualche dubbio su questo intervento in barriera. Finisce il primo tempo, le emozioni soltanto sugli spalti, ancora 0-0 tra Camarat e Gemini. Inizia la ripresa al 47esimo, calcio di punizione di Serio per Marchica, si avvita ma la manda sul fondo. Al 48esimo ancora Serio a lanciare il pallone per Sclafani, l'imbucata per Carioto, il tridente offensivo del Camarat confeziona il gol del vantaggio. Qualche dubbio sulla posizione di Carioto, al momento è l'assist di Sclafani ma è 1-0. Passano 3 minuti, il Gemini risponde prontamente, calcio d'angolo, si avventa Velardi che tutto solo in area di rigore sfrutta il blocco del compagno e trova il gol del pareggio. È un derby infuocato, Camarat 1 Gemini 1. Minuto 64, la formazione padrone di casa torna a battere in zona offensiva, dalla destra è Marchica che si prepara per il cross, cerca ancora la girata di Carioto, soltanto un brivido. Minuto 67, entra Piraneo per Carioto, 72esimo tocca Marrone per Marchica, 77esimo dalla distanza Mangiapane per il Gemini, esplode il destro che finisce alle stelle. Minuto 79, Bamba per Vaccaro, 82esimo il Camarat all'ultima chance offensiva dalla distanza, Piraneo non inquadra lo specchio, finisce allora così la partita. Camarat Gemini verrà ricordata sicuramente per lo spettacolo delle tribune, un po' meno per quello in campo. Finisce 1-1. Amici di WeSport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.
E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per il canale Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si potranno visionare sul canale di Televideo Agrigento da YouTube. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.